Euroregione News. Autismo per adulti. Assessore regionale alla sanità Maria Sandra Tedesca e alle infrastrutture Maria Grazia Santoro. Noi alcune risposte le stiamo dando, soprattutto nel campo della diagnosi, che è fondamentale per poter affrontare meglio questa malattia, e poi su tutti gli altri aspetti che sono quello sociale, quello dei centri diurni, quello del residenziale e semiresidenziale. Abbiamo molta strada da fare, però in un anno ne abbiamo sicuramente fatta molta. Per la parte adulto abbiamo posto le basi e credo che nel giro di poco tempo riusciremo a fornire anche un bel documento sulla parte adulto. Sia per quanto riguarda l'autismo qui a Udine, non vedenti a Trieste e l'Anfas a Pordenone, 3 nuove case, le voglio chiamare così perché sono dei luoghi dove è possibile che queste persone, queste associazioni trovino il modo migliore per l'abitare. Quindi sono molto felice che il Consiglio regionale in finanziaria abbia approvato proprio per finanziare queste strutture. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.